Squadre pronte ad entrare in campo, seguite dagli arbitri, settima giornata di ritorno. Team Giorgione, Real Bubi Merano a contendersi i 3 punti nella Belbotea Arena, che piano piano accende i riflettori per questa sfida con i padroni di casa che vogliono continuare la loro marcia in seconda posizione, e i meranesi di Capitan Loris Tenca che invece vogliono punti per dare linfa alla propria classifica. A dirigere l'incontro il signor Yunis Bartal di Mantova, coadiuvato dal concittadino Davide Saneris, al crono Andrea Grossuti, la sezione di Udine. Pronto il signor Bartal di Mantova a dare il via in questo momento. Pallone senza fallo dal Merano, Belsito, il tocco per Tenca! C'è la deviazione di Bastini, ma c'è il vantaggio di Loris Tenca. È il 9° gol in campionato per il numero 11 giallo-rosso, che dopo un taglio offensivo è andato ad imbucare. Tagliare la parte opposta per Rosca cerca di andare sul fondo, in mezzo a un pallone. Per tutti i 40 minuti di tensione, qui un pallone rubato, Baidar per Vecchione, l'apertura sul secondo palo per Bon. Con Manarin ad uscire dalle linee difensive, Manarin per Manarin, Baidar, via Stefani sul secondo palo. Chiara a puntare Tenca, De Chiara il tiro, Stefani in mezzo, il pallone per Cacaro, il palo, poi la carambola, la palla che non entra, Vecchione per Cacaro ancora, e c'è Linz, forse non lo era, intanto Stefani il tiro e poi Tilal, Stefani, la palla a porta sguarnita che entra in rete, clamoroso il gol subito dal Team Giorgione. A superare quasi la linea di metà campo, Scodella, bene la testa, la conclusione, Tenca! La doppietta di Loris Tenca, una gran giocata partita dal lob di Martin Linz, tutti i giocatori a indicare con l'indice il portiere della maglia numero 21. Lo schema per Morales Canteros che firma il poker per il Real Bubi Merano. 4-0, 2-25. Tilal Ayub per il tiro, la conclusione Mancina. Tilal Ayub, De Chiara per Stefani, il sinistro, la deviazione di Belsito, il gol del Team Giorgione. 13:53 da giocare ad un calcio d'angolo con il gol di Nicola Stefani che firma una doppietta, un gran gol questo sugli sviluppi di un corner, un pallone che toglie le ragnatele. Adesso può cambiare la partita con Stefani che si riprende il pallone, Stefani per Celona, Stefani! 3-4, la riapre Nicola Stefani e c'è intanto il giallo per Cantero e il quinto fallo. La linea di metà campo, Linz salta l'avversario, Vecchione per Mordia, Belsito Tenca sul secondo palo, il gol di Luca Manarin che riporta sul +2 il Real Bubi Merano, 5-3. Gol di giornata, il fischio e la rincorsa, Stefani con l'uomo in meno la mette dentro il Team Giorgione. Buon tempo, ha rifiutato Cacaro per De Chiara, il pallone, la rincorsa, Stefani, Nicolas Stefani mette il quinto punto in questa sfida, la rimette sul binario della parità e adesso andiamo a vincerla. La giocata, De Chiara in mezzo per Cacaro, gol! Tilal Ayub, il capitano, come un fulmine a ciel sereno, squarcia la difesa del Real Bubi Merano. Giorgione 6, Merano 5. Per Tenca che torna ancora del solo 69, in tutto Stefani. Peluso sul fondo, in mezzo il palo sulla deviazione. Verso fondo per Tenca, a 1-0, c'è da approfittarne. Stefani! Tenca avanza, Stefani!
Giorgione mette la parola fine a 13 secondi dalla fine. Sono 6 dei 7 gol. Arriva ora la sirena, arrivano gli applausi ovviamente per un Real Buvi Merano spaziale per 30 minuti. Poi però quando Stefani ha detto ma cosa stiamo facendo? Montatemi in groppa che vi porto io i 3 punti a casa. 7-5 per il team Giorgione. Strepitoso Nicolas Stefani. Stefano Testoni vi dà appuntamento con Andrea Di Giambattista a giovedì sera e lo scoprirete strada facendo. Seguite i social Instagram, Facebook di Tutta il Veneto TV e lì piano piano scoprirete la pazzia che mancava al calcio a 5 regionale. Un forte bacio alle vostre mogli, del vostro testo, che adesso dice ad Andrea di spegnere la voce perché vado a farmi una birra gelata. Viva il futsal!